Domani si insedieranno i nuovi componenti del CDA dell'AICA di Agrigento, quasi certa la loro elezione. Nell'assemblea dei sindaci sono Danila Nobile, Giovanni Borsellino e Francesco Puma. Inaugurato il solarium degli Dei nel piazzale Giglia a San Leone, intitolato a Patrizia Russo, vittima di femminicidio. Forti critiche per il nuovo bando per le iniziative di Agrigento Capitale della Cultura 2025 fatta da Alleanza Verdi e Sinistra dell'Arci di Agrigento. Si chiede una proroga per la presentazione delle domande. Operazioni dei Carabinieri a Licata sul gioco d'azzardo, a Sciacca arresti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Forte appello della CGIL di Agrigento per fermare il genocidio a Gaza. Il prossimo 30 luglio nella sede del sindacato la testimonianza di una giovane palestinese. Presentata ieri la nuova stagione del Festival del Mito 2025 organizzato alla Sport Village dalla famiglia Bellavia. Il Teatro Pirandello presenta le sinfonie di una capitale. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 23 luglio mercoledì. Dopo 23 giorni di voto nella governance l'assemblea dei sindaci dell'azienda idrica dei comuni agrigentini AICA è finalmente giunta a una soluzione per il rinnovo del consiglio di amministrazione. Una fumata grigia ma con nomi quasi certi. Secondo quanto riportato al quotidiano La Sicilia e dal Report Sicilia, i 3 componenti dell'organo esecutivo sarebbero Danila Nobile, dottore commercialista e revisore legale con studio a Canicattì, come state vedendo dalle foto, Giovanni Borsellino, progettista e attuale coordinatore tecnico del FLAG, il Sole e l'Azzurro, con esperienza in progettazione europea, Francesco Puma, in pole position per la carica di presidente, ingegnere in pensione, già dirigente al comune di Racalmuto. La ratifica ufficiale delle nomine è attesa per domani, giovedì 24 luglio, quando l'Assemblea tornerà a riunirsi per formalizzare gli incarichi. La selezione ha preso le mosse da un elenco di 18 professionisti che avevano manifestato interesse per far parte del Consiglio di amministrazione. La mancanza di una commissione tecnica indipendente per la valutazione dei curricula, più volte richiesta dai comitati CIVET e operatori del settore, ha alimentato forti critiche sulla legittimità e la trasparenza del processo. Ad Agrigento, a San Leone, ieri sera nel piazzale Giglia, su iniziativa del sindaco Miccichè, è stato inaugurato il solarium degli Dei, con banchine e sdraio a ridosso del mare. Questo spazio renderà la spiaggia e il litorale ancora più fruibili e accoglienti per i cittadini e i visitatori ed è stato intitolato alla memoria dell'insegnante agrigentina Patrizia Russo, vittima di femminicidio, e a tutte le donne vittime di violenza. L'intervista al Primo Cittadino. Ancora un altro spazio che prende vita. Sì, questo è un angolo, lo chiamo io angolo di paradiso, è un quadrato, un fazzoletto di terreno che è l'unico terreno che era di proprietà del comune, mentre il resto sappiamo bene è del demanio, quindi ho avuto l'idea di bonificarlo, era incolto, è anche il ricettacolo di immondizia. Abbiamo cercato con un progetto molto semplice, quindi delle panchine e delle sdraio in ferro e legno, quindi di poter abbellire quest'angolo. È fondamentale perché lo dico sempre, sarà apprezzato di più d'inverno nelle belle giornate domenicali soleggiate, quando magari col giubbottino, con la sciarpa uno si potrà godere veramente il sole. Ma è anche un posto che ricorda delle persone che non ci sono più. Sì, questo solarium l'ho voluto dedicare a Patrizia Russo e a tutte le donne vittime di violenza. Mi è venuto proprio quasi spontaneo questa dedica, sia per il fattaccio che è successo con la nostra Patrizia Russo, ma anche perché giornalmente sentiamo le notizie di femminicidio o comunque di violenza per le donne. Agrigento, capitale della cultura 20 e 25, un bando in ritardo, poca trasparenza e un'occasione persa. Questo quanto affermato dalle rappresentanze di Alleanza Verdi e Sinistra Italiana e dall'Arci di Agrigento. Il servizio.
Alleanza Verdi-Sinistra, Sinistra Italiana, per mezzo del suo segretario provinciale Pasquale Cucchiara e l'Arci di Agrigento, rappresentata da Antonio Barone, esprimono forte preoccupazione e rammarico per l'uscita tardiva e poco trasparente del bando pubblico destinato a finanziare progetti culturali nell'ambito di Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. Il bando arriva con mesi di ritardo, fissando scadenze troppo ravvicinate entro il prossimo 4 agosto, che rischiano di penalizzare gravemente proprio quelle realtà culturali, associative e imprenditoriali che si erano organizzate con impegno e passione per contribuire a questo importante appuntamento. Un'occasione che purtroppo si è trasformata in una delusione collettiva. La scelta di prevedere un contributo massimo di 15.000 euro per progetto, pur apprezzabile nelle intenzioni, si rivela inadeguata se inserita in un contesto privo di una strategia complessiva, di un confronto pubblico aperto e trasparente. Mancano un percorso condiviso che garantisca la partecipazione reale delle comunità locali e la valorizzazione del territorio in tutte le sue potenzialità. Come segreteria provinciale di Alleanza Verdi e Sinistra Italiana e Arci Agrigento abbiamo finora evitato di denunciare apertamente queste criticità per non scoraggiare le tante realtà economiche, culturali e sociali che hanno investito tempo e risorse credendo in questa sfida. Tuttavia non possiamo tacere oltre. La gestione di Agrigento Capitale della Cultura 2025 appare ormai segnata da ritardi, scarsa chiarezza sui criteri di valutazione e da una mancata programmazione di lungo respiro. Per questo chiediamo maggiore trasparenza sulle risorse disponibili e sulle procedure di selezione, una proroga dei termini del bando così da garantire una partecipazione più ampia e qualificata, l'istituzione urgente di un tavolo permanente di confronto con associazioni, operatori culturali e cittadini per monitorare e supportare concretamente la realizzazione dei progetti, perché la cultura non può essere solo un'etichetta da esibire, deve diventare un motore autentico di sviluppo e sostenibile, inclusione sociale e valorizzazione del nostro straordinario. Questo quanto affermato da Pasquale Cucchiara, segretario provinciale di Alleanza Verdi e Sinistra, e da Antonio Barone in rappresentanza dell'Arci di Agrigento. 2 le operazioni eseguite dai carabinieri della provincia di Agrigento, una a Licata per la prevenzione del gioco di azzardo, l'altra a Sciacca per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il servizio. I carabinieri della stazione di Licata, con il supporto tecnico del personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sezione controlli, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo finalizzato alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico. Nel corso delle verifiche presso un esercizio commerciale ubicato nella centrale piazza Linares a Licata sono stati individuati 3 apparecchi automatici da intrattenimento risultati non conformi alla normativa vigente, privi di attestato di conformità, non collegati alla rete telematica statale e installati senza le prescritte autorizzazioni. A seguito delle irregolarità riscontrate, i militari hanno proceduto al sequestro amministrativo degli apparecchi e della somma in contanti pari a 775 euro, rinvenuta al loro interno, elevando contestualmente sanzioni amministrative per un importo complessivo di 30.000 euro. L'attività si inserisce in una più ampia operazione avviata sin dal mese di luglio su scala provinciale che mira a contrastare il fenomeno del gioco irregolare con particolare attenzione alla tutela della salute pubblica e alla prevenzione delle forme di dipendenza patologica. E intanto i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sciacca hanno arrestato in flagranza di reato un 18enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e segnalato alla prefettura un 26enne quale assuntore. Durante un ordinario servizio di perlustrazione notturna, la pattuglia dell'Arma ha notato 2 giovani che conversavano con un atteggiamento sospetto. Alla vista dell'auto di servizio, il 26enne ha tentato di disfarsi di un sacchetto di plastica, poi recuperato dai militari, che conteneva circa 3,3 grammi di cocaina. Nel corso dell'identificazione, il 18enne ha cercato a sua volta di gettarlo
è prontamente recuperato dai militari, risultato contenere 4 dosi confezionate di cocaina per un peso complessivo di 5,7 grammi. La successiva perquisizione domiciliare eseguita presso l'abitazione del giovane ha consentito così di rinvenire e sottoporre a sequestro una somma in contanti di 2.740 euro, ritenuta provento dell'attività dello spaccio. Al termine della formalità di rito, il 26enne è stato segnalato all'ufficio territoriale del governo di Agrigento per uso personale di stupefacenti, mentre il 18enne è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto su disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca alla misura degli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. E una pensionata di 74 anni si è lanciata dal balcone del suo appartamento al primo piano di una palazzina, una caduta di circa 6 metri che non le ha lasciato scampo. La tragedia si è consumata in un condominio alla periferia di Campobello di Licata. Sono stati i vicini a lanciare l'allarme e a chiamare i soccorsi. Il personale medico è intervenuto immediatamente trasferendo la donna all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì, dove la stessa è deceduta a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della polizia municipale locale. Trovato in possesso di circa 500 ricci di mare, un cinquantenne di Licata è stato multato con 2.000 euro di multa. A entrare in azione al porto turistico Marina di Cala del Sole sono stati i carabinieri e il personale della Capitaneria di Porto. L'uomo alla guida di una vettura è stato fermato e controllato. Nel portabagagli sono stati trovati i ricci di mare che sono stati sequestrati e subito dopo rimessi in acqua. Giuseppe Di Rosa, presidente del Movimento Civico Mani Libere, prende atto con vivo piacere del risveglio politico dell'area progressista agrigentina in vista delle prossime elezioni comunali nella città capoluogo. Accogliamo con estremo interesse, dichiara Di Rosa, la nomina del giornalista Nuccio Dispenza a coordinatore di questa nuova fase, certi che il suo profilo e la sua esperienza sapranno rappresentare un valore aggiunto per il dibattito pubblico e per l'azione politica in favore della città. In questo senso, afferma Di Rosa, serve una nuova stagione politica fondata sui valori della trasparenza, della partecipazione e della giustizia sociale, un patto tra democratici, progressisti e le forze popolari che rifiutano le vecchie logiche clientelari e affaristiche e intendono costruire insieme una città moderna, trasparente, sicura, solidale e viva. Agrigento, afferma Di Rosa, ha bisogno di una svolta e questa svolta può venire solo da un fronte civico politico leale, credibile e determinato. Fermare il genocidio in Palestina, la CGIL di Agrigento condanna il governo israeliano e il silenzio del governo italiano. Il prossimo 30 luglio nei locali del sindacato ci sarà la presenza di una giovane palestinese che porterà la propria esperienza di vita vissuta sotto le bombe israeliane. Contestualmente sarà rilanciata la sottoscrizione a favore della campagna per Gaza, posto della cooperazione internazionale Sud-Sud. Il nostro approfondimento. La CGIL di Agrigento esprime la propria ferma e incondizionata condanna per quanto sta accadendo in Palestina, dove è in corso un vero e proprio genocidio ai danni della popolazione civile. Bambini, donne e uomini innocenti, affamati, assetati in fila per un sorso d'acqua, un pugno di farina, vengono uccisi sistematicamente in una escalation di violenza e disumanità che non può lasciarci indifferenti. È nostro dovere, afferma il segretario provinciale della CGIL Buscemi, come sindacato e come cittadini, alzare la voce contro l'orrore e contro l'ingiustizia. Per questo motivo condanniamo con fermezza l'operato del governo israeliano che continua a portare avanti operazioni militari indiscriminate nella totale violazione del diritto internazionale e dei più elementari diritti umani. Allo stesso tempo non possiamo rimanere in silenzio di fronte all'inspiegabile inerzia del governo italiano. Il silenzio della Presidente Meloni e l'intero esecutivo, incapace anche solo di esprimere una parola di condanna nei confronti di questo massacro, è un silenzio complice e vergognoso.
Facciamo appello, continua Buscemi, al governo italiano affinché riconosca ufficialmente lo Stato della Palestina, si schieri senza ambiguità dalla parte del diritto, della pace e della dignità umana. La pace non si costruisce con le bombe, ma con la giustizia, la verità e la solidarietà. È il momento di agire, di mobilitarsi, di dimostrare che non tutti restano a guardare. La CGIL di Agrigento il 30 luglio nei propri locali presenterà un video testimonianza di quanto sta succedendo nella Palestina alla presenza di una giovane palestinese che porterà la propria esperienza di vita vissuta sotto le bombe israeliane. Contestualmente sarà rilanciata la sottoscrizione a favore della campagna per Gaza, POSSO, della cooperazione internazionale Sud-Sud, CIS. Possiamo contribuire attivamente inviando aiuti umanitari attraverso un IBAN, cooperazione internazionale Sud-Sud, con la causale Gaza, POSSO, sostenendo concretamente la popolazione di Gaza. E la dottoressa Angela Brune, la nuova direttrice dell'unità operativa complessa servizio di psicologia dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, già facente funzioni di responsabile per la stessa unità, nonché coordinatrice del centro semiresidenziale Metabolè per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare. La dottoressa Bruno, al termine delle procedure concorsuali, assume formalmente la guida del servizio di psicologia dell'ASP con un incarico di 5 anni. La neodirettrice è stata ricevuta dal direttore generale dell'ASP di Agrigento, Giuseppe Capodieci, come vedete nella foto, per la sottoscrizione del contratto. Il Comitato a difesa e sviluppo dell'aeroporto degli Iblei è stato invitato alla sede del Parlamento siciliano dal parlamentare Ismaele Lavardera per un confronto dedicato alla situazione dell'aeroporto di Comiso. Ce ne parlano i colleghi di Catania. Oggi portiamo nel Parlamento siciliano la questione dell'aeroporto di Comiso perché questo è il luogo in cui si deve discutere di un aeroporto abbandonato e vissuto come se fosse un aeroporto di serie C, quando invece è un aeroporto che potrebbe essere centrale nelle infrastrutture della regione siciliana e che inspiegabilmente viene lasciato a morire da una politica miope che non vuole portare avanti questa battaglia. Allora noi oggi al Parlamento siciliano abbiamo detto che siamo presenti, vogliamo dire da che parte stiamo, purtroppo però abbiamo lanciato l'appello a tanti altri colleghi deputati, oggi presenti soltanto l'onorevole Campo e l'onorevole Abbate. A nome del comitato ringrazio l'onorevole Ismaele Lavardera oggi per averci invitato qui alla conferenza stampa alla regione e parlare del tema aeroporto di Comiso. Usciamo soddisfatti da un lato perché abbiamo veramente acceso e ci siamo confrontati per bene, però da un altro lato, avendo mandato la richiesta a 70 deputati, oggi solo presente l'onorevole Campo e l'onorevole Abbate della nostra provincia, e questo ci rammarica un po', ma non ci arrendiamo, andiamo avanti più forti di prima e possiamo gridare una vergogna in più da parte di chi oggi non è stato presente. L'aeroporto di Comiso è un aeroporto per una posizione geografica strategica destinato a decollare e invece sta fallendo perché i passeggeri vanno a diminuire di anno in anno. Evidentemente c'è qualcosa che non va nella gestione. Io direi che dopo ben 12 anni di gestione e innumerevoli perdite e passeggeri ridotti all'osso, abbiamo ormai dati certi per dire che bisogna mettere un manager serio su questo aeroporto, abbattere i costi dell'handling, per esempio. Tutti gli aeroporti minori hanno l'handling in house, non capiamo perché dipendiamo da Catania, e queste sono solo delle piccole cose. Quindi vorremmo che il presidente Schifani prendesse sotto la sua gestione, cioè sotto la gestione della regione siciliana, tutti gli aeroporti minori come rete degli aeroporti appunto minori siciliani. La vicenda dell'aeroporto di Comiso è sicuramente l'emblema di uno dei più grossi fallimenti della politica locale e siciliana. Nulla o poco è stato fatto. Controcorrente è dalla parte assolutamente del Comitato a difesa e sviluppo dell'aeroporto di Comiso. E oggi abbiamo sdoganato, grazie a Ismaele Lavardera, questo problema anche su Palermo. Incidente probatorio chiesto dalla Procura della Repubblica di Trapani relativamente ai medici indagati per il caso dei referti istologici mai consegnati ai pazienti. Ce ne parlano i colleghi di Trapani.
Il giudice per le indagini preliminari Massimo Corleo ha fissato per l'8 settembre l'udienza relativa all'incidente probatorio richiesto dalla Procura di Trapani nell'ambito dell'inchiesta, ormai nota come lo scandalo dei tumori dell'ASP di Trapani. Gli indagati sono 19, oltre a 8 pazienti. Il GIP ha individuato come parti offese anche l'azienda sanitaria provinciale di Trapani e l'assessorato regionale alla salute. L'indagine, coordinata dalle PM Sara Morri e Antonella Trainito, ha tra gli obiettivi l'audizione dei pazienti e la nomina dei periti medico-legali per accertare se ritardi nella consegna dei risultati istologici abbiano aggravato le condizioni cliniche dei pazienti stessi e l'individuazione puntuale dei profili di colpa dei singoli indagati a fronte di ben 17 capi di imputazione. I reati ipotizzati contestati in concorso fra più soggetti comprendono omicidio colposo, lesioni colpose, omissioni di atti d'ufficio. Per l'8 settembre sono già calendarizzate le prime audizioni davanti al GIP Corleo. La prima ad essere sentita sarà la professoressa Maria Cristina Gallo, la cui denuncia ha dato il via all'intera vicenda, prima sui media e poi in sede giudiziaria. A seguire verrà ascoltato Vito Scurto, altro paziente coinvolto. A fine settembre si terrà invece l'udienza per la nomina dei periti. Gli atti processuali mostrano ritardi gravi e sistematici. Nel caso della professoressa Gallo, l'esame istologico eseguito a dicembre 2023 è stato consegnato solo ad agosto 2024. Tra gli indagati, l'infermiera Errante Parrino ha richiesto lo stralcio e l'archiviazione della sua posizione, dichiarando, tramite propri legali, di non essere stata in servizio per la maggior parte dei casi contestati e di aver operato correttamente nei 2 episodi a lei riconducibili. Tuttavia il GIP ha rigettato la richiesta ritenendola di competenza della Procura, confermando la sua partecipazione all'incidente probatorio anche a tutela della stessa indagata. I legali di altri 4 indagati, i tecnici di laboratorio Alongi, Schifano, Ievolella e Di Bernardo, hanno presentato una memoria con richiesta di integrazione dei quesiti da sottoporre ai periti. Il documento sarà oggetto di confronto tra accusa, difese e giudice nel corso dell'udienza. Ulteriori indagati: i medici Domenico Messina, Laura Miceli, Giancarlo Pompei, Giovanni Spanò, Maria Paola Ternullo, Noemi La Francesca, Luisa Arvigo, Roberto David, i tecnici di laboratorio Paolo Di Nino, Ignazio Mauceri, Antonella Mistretta, gli infermieri Calogero, Bella Como e Rosaria Incandela. La richiesta della Procura è dettagliata, si chiede anche di accertare se le criticità organizzative delle unità operative complesse di anatomia patologica degli ospedali di Trapani e di Castelvetrano abbiano rappresentato con causa degli aggravamenti clinici dei pazienti, sia per quelli inseriti nella lista d'attesa di 3.300 casi, sia per i 352 referti consegnati in ritardo. Secondo l'ex premier Matteo Renzi, intervenuto pubblicamente a Trapani, si tratta di uno scandalo sanitario senza precedenti, una sanità definita schiava dell'incompetenza di dirigenti premiati con bonus per presunte performance, dirigenti generali che, mentre promuovevano iniziative simboliche come la composizione di bandiere tricolori sulla facciata dell'ASP, venivano arrestati per tangenti, come è accaduto a Fabio Damiani, soprannominato Sorella Sanità. L'ASP di Trapani non solo viene da anni considerata infatti parte di un sistema politico clientelare utile alla spartizione di poltrone e incarichi con fondi pubblici destinati ad attività non sanitarie, uno scenario che alterna a volte addolorati a quelli sorridenti di chi banchettava sulle inefficienze del sistema stesso. Il collasso riguarda l'intero sistema sanitario locale, coinvolgendo però potenzialmente anche ambiti amministrativi e politici. Una conferma indiretta è giunta dall'intervento del direttore generale dell'ASP, l'avvocato Ferdinando Croce, comparso in commissione sanità all'ARS il giorno stesso delle sue dimissioni dopo una sospensione di 2 mesi disposta dal presidente della regione Schifani. Croce ha ammesso di essere venuto a conoscenza del problema con ritardo,
Ha riferito di aver chiesto supporto ad altri uffici per azzerare l'arretrato, ma ha parlato anche di silenzi assordanti, un sistema che per troppo tempo ha operato nell'assoluto silenzio. Presentata ieri allo Sport Village della famiglia Bellavia la nuova stagione musicale, il Festival del Mito 2025, diversi gli appuntamenti in programma, a cominciare dal 1 agosto con Nino D'Angelo, l'11 agosto Brunori SAS, il 20 agosto Fabi Fibra, il 24 agosto Umberto Tozzi, il 26 Antonello Venditti, per terminare il 29 agosto con Fiorella Mannoia. Le interviste. Presentato ieri allo Sport Village della famiglia Bellavia la nuova stagione concertistica estiva, il Festival del Mito, diversi gli appuntamenti in programma, a cominciare dal 1 agosto con Nino D'Angelo, l'11 agosto Brunori SAS, Fabi Fibra il 20 agosto, il 24 agosto Umberto Tozzi, il 26 Antonello Venditti e per terminare il 29 agosto con Fiorella Mannoia. La struttura equipaggiata per offrire tanti servizi come i bus navetta che partono da più parti della città di Agrigento e Favara, ampi parcheggi, presidio sanitario, un nuovo palco all'aperto, fatto in modo da accogliere il pubblico che assisterà a concerti con tribune anche a sedere. Già i primi risultati delle prevendite sono positive. Per Nino D'Angelo si è superata la prima che si terrà a Messina, per la Mannoia un aumento rispetto a quelli che si stanno registrando a Taormina. Una struttura, quella dello Sport Village, che cresce anno dopo anno grazie anche al pubblico che con fedeltà segue le iniziative musicali che durante l'anno si svolgono. Lo Sport Village non è solo musica ma anche sport, tennis, padel, campetti di calcio e un'ampia piscina. Sì, quest'anno appunto stiamo confermando esattamente quello che abbiamo fatto negli ultimi anni, soprattutto dal 2022-23, poi l'anno scorso, e comunque in una nuova sede, già sperimentata l'anno scorso, e quest'anno mi auguro che la presenza di artisti di un certo calibro, che già siamo qua proprio perché Antonello Venditti, su espressa volontà sua, ha chiesto di ritornare nuovamente allo Sport Village, che era arrivato nel 2019. E quindi abbiamo voluto sperimentare questa nuova location proprio in occasione della 20ª edizione e con il tema solito degli artisti di musica popolare prettamente italiana, che riempiono le scene da 40 anni, tipo Venditti, e noi appunto da 20 anni che lo seguiamo, da 20 anni che lo possiamo ripetere per altri 20, perché sono artisti che non smettiamo mai forse di ascoltarli, ci lasciano sempre delle emozioni. Quindi noi siamo a 20, ma ritengo di poterne anche ripetere e augurarci altri 20, perché gli artisti sinceramente più invecchiano, e sono come il vino forse Rossi, più invecchiano e più vengono cercati. Cioè non è che noi l'abbiamo fatto qualche anno fa e quest'anno stiamo rivendendo gli stessi biglietti, non è che non si vendono, vuol dire che c'è una richiesta, c'è un pubblico che desidera, come noi, tante persone vogliono partecipare, noi siamo belli lieti di offrire un prodotto che piace. Il nostro obiettivo sin da subito è poter dare la possibilità a tutti di godere di una serata di spettacolo, una serata di musica. Le prevendite vanno bene, seguono un trend nazionale che comunque è diverso rispetto agli anni post-Covid, però in linea d'aria andiamo bene, seguiamo in maniera diciamo retta la nostra via verso i nostri obiettivi, quindi siamo soddisfatti. E tra l'altro inizieremo fra 10 giorni, abbiamo il debutto con Nino D'Angelo, già abbiamo grandi numeri, siamo circa sui 2000 e passa biglietti, quindi abbiamo un inizio col botto letteralmente, quindi siamo contenti di questo, siamo contenti di continuare a offrire alla città un momento che poi è un momento, diciamo, in quell'istante, un momento che poi ti porti nei giorni a seguire, ti porti la notte quando vai a dormire, ti porti nel telefonino, oggi te lo porti e te lo rivedi quando ti pare, magari quella canzone che ti piace, che registri e riascolti quando ti pare, che è diverso dall'ascoltarla su Spotify, su una qualsiasi piattaforma, quindi regaliamo un momento vero. E poi io vorrei soffermarmi anche sul fatto della location, avere una struttura propria è molto importante.
è importantissimo perché ci dà il vantaggio di poter pianificare, che è la parte, diciamo, essenziale, centrale di questo lavoro. Noi vi lancio un piccolo spoiler: in settimana annunceremo già qualche artista per l'inverno, perché poi abbiamo creato questo circuito bello per cui estate, inverno, siamo e riusciamo ad essere operativi tutto l'anno con queste condizioni, quindi abbiamo attivato il Palaforum quest'inverno e lo riproporremo per la stagione invernale 25-26, quindi siamo attivi operativi, stiamo già lavorando su artisti per il 2026, una situazione che ci dà la possibilità di poter pianificare con tempo e in tempo tutto, senza poi ritrovarci a correre o a inseguire, perché poi Agrigento purtroppo ancora oggi parte indietro rispetto agli altri poli della Sicilia, rispetto a Palermo, rispetto a Catania. Anche noi banalmente quest'anno siamo usciti dopo rispetto alle date di Catania e di Palermo. Molto pubblico purtroppo, per mio dispiacere, l'abbiamo perso perché hanno acquistato i biglietti sulle altre location. Ecco, questo non vogliamo che si ripeta, vogliamo creare una situazione per cui oggi posso dare la possibilità ad un cittadino di Agrigento e provincia di non dover dire: devo mettermi in macchina, devo andare fuori, devo dormire fuori, perché poi conoscete le strade e la logistica meglio di me, e quindi trovare un momento, come dicevo prima, bello, che diventi poi tutto un contorno pesante. Quindi l'obiettivo nostro è questo, il piccolo servizio che alla fine sembra piccolo ma poi è molto grande. Linea alla regia per la pubblicità. Sinfonie di una capitale. Il Teatro Pirandello svela il calendario degli eventi per Agrigento 2025 a partire dal prossimo 27 luglio fino a dicembre 2025. Approfondimento. Un viaggio tra teatro, musica, arte e memoria per celebrare Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. Il Teatro Pirandello presenta il ricco calendario di appuntamenti della rassegna Sinfonie di una capitale, che da luglio a dicembre 2025 trasformerà il chiostro, gli spazi interni e le vie della città in scenari di esperienze culturali indimenticabili. Tra i protagonisti spettacoli teatrali, concerti, visite teatralizzate, animazioni urbane, matinee per le scuole, incontri e omaggi, una programmazione che intreccia la tradizione con la contemporaneità, valorizzando talenti locali e nazionali. Si inizia il 27 luglio con la rappresentazione del Berretto a Sonagli, seguita da una delle tante tappe del format Scopri il teatro, che permetterà ai visitatori di vivere l'anima del Pirandello con percorsi immersivi, notturni. In agosto spazio ai giardini culturali con concerti come quello del Grande Sud Orchestra di Tommy Sinatra, spettacoli e premiazioni, tra cui Fotografa la Sagra e San Calogero. Settembre accoglienti per gli appuntamenti di rilievo, il respiro dell'arte in omaggio a Nino Bellomo e il ciclo Variazioni sul mito con testi classici, riletto da voci moderne. A ottobre e novembre si rinnovano le visite teatralizzate, tornano anche le matinee dell'Opera dei Pupi per le scuole, una serata speciale dedicata ai sapori, ai colori, alle pellicole. Dicembre chiuderà l'iniziativa Agrigento Città Teatro, che porta l'animazione artistica nel cuore della città, e con il Gran Galà di fine anno del 30 dicembre che concluderà simbolicamente un anno straordinario di cultura e partecipazione. Seconda serata del Gattopardo Ciminna Festival, protagonista l'attore Sebastiano Somma, che ha letto alcuni passi dell'opera di Tommasi di Lampedusa. Stasera il terzo appuntamento con l'attrice Elisabetta Pellini. Ce ne parlano i colleghi di Palermo. Sebastiano Somma, appena concluso questa serata, ha ricevuto il premio, ma nel contempo anche recitato una parte del Gattopardo di Tommasi di Lampedusa. Ecco, un'emozione, cosa si legge sul viso? Io la leggo dentro di me, ma la leggo sul volto dei siciliani quando declamo la parte, il monologo del principe, no? Che quando si rivolge a Chevalier parlando della Sicilia. Oggi però abbiamo fatto una chiacchierata alla fine del percorso e
e c'è sicuramente un cambiamento, perché la Sicilia non è più quella del Gattopardo, rimane nel cuore un sentimento radicato forse nei siciliani, l'essere orgoglioso, carichi di dignità, ma credo che la Sicilia abbia fatto dei passi avanti enormi, per fortuna. Però per me è sempre bello quando leggo le pagine del romanzo di Tomasi de Lampeduso e leggo negli occhi di siciliani tanta fierezza, anche tanto orgoglio e a volte anche un po' di, come dire, di amarezza, ecco, di tanta amarezza anche. Ho Chi Minh è un piccolo centro del palermitano che punta sul cinema. Fa bene, perché è un luogo carico di atmosfere, è un centro dove ci sono, piccolo, ma dove ci sono tante cose storiche importanti da vedere. E poi ci sono queste viuzze, queste piccole stradine, salite, discese. Insomma, l'ideale per poterci ambientare anche qualcosa di magico, qualche storia interessante. Insomma, fa bene anche per me, voglio dire, portarsi dietro il ricordo di centri così, perché tutto può essere nella vita, no? Uno poi magari c'ha una storia da ambientare. Adesso sto leggendo un romanzo, ad esempio, che non voglio fare troppa pubblicità, ma insomma che potrebbe avere un'ambientazione più da queste parti, ma comunque la Sicilia dove vai, ci sono posti magici. E questo è tutto per l'edizione odierna di TVA Notizie. I programmi di TVA vi ricordiamo che si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha la Smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.